Sì, il perché di questo convegno è semplice, può essere sintetizzato, diciamo, con due diversi aspetti. Il primo aspetto è la regolamentazione europea. La regolamentazione europea, le autorità spingono affinché le risorse vengano e siano destinate a progetti di sostenibilità ambientale e non solo, da un lato, e dall'altro lato che vengano finanziate quelle società, quelle aziende che investono in tematiche ESG, laddove ESG ovviamente non è solo energia, ma è anche sociale e governo. Il secondo motivo è che è un corollario, diciamo, di questo indirizzo della banca. La nostra banca è una banca di credito cooperativo, è una banca di territorio e quindi come tale ha nel proprio DNA da sempre, le banche di credito cooperativo operano sul territorio da oltre 130 anni e da sempre diciamo, hanno nel proprio DNA appunto i temi dell'ambiente e della sostenibilità ambientale. Quindi come banca, l'unica banca con sede legale in Agrigento, abbiamo sentito il dovere di organizzare un evento di questo genere, di questo tipo, proprio per sensibilizzare da un lato il territorio e quindi gli imprenditori, e abbiamo coinvolto l'ordine degli ingegneri che ha collaborato con noi per la realizzazione dell'evento, e quindi i professionisti, le banche, in modo proprio da chiudere un po' il cerchio e fornire tutta una serie di indicazioni ai partecipanti, e grazie anche alla presenza di rappresentanti del GSE, di Terna e di Energia Distribuzione. La seconda fase è quella di, oltre ad una sensibilizzazione, quella di creare dei prodotti che siano, diciamo, compatibili e siano coerenti con quella che sono le indicazioni, cosiddetta tassonomia europea, per cui dei prodotti adatti a condizioni particolarmente agevolate. La BCC Agrigentino ha predisposto un pacchetto di due linee, la linea Green Family e la linea Green Corporate, dedicata alle famiglie e alle imprese, con 7 prodotti complessivamente, con un tasso diciamo anche particolarmente agevolato, proprio per favorire in maniera anche concreta e con atti fattuali questo processo di transizione ecologica.